Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, eravamo rimasti qui che abbiamo venduto un po' di cose, giusto? Qua ci sono gli appunti, niente. Eh, Qua mi segna ancora questa, ma non mi ricordo per cosa. Io direi di intanto andare a raccogliere tutta sta roba qua. Luci, molto bene. Con la nostra barchetta che ormai è diventato un barcone. No, aspettiamo, anzi. Oh sì, no, no. Forse queste qui hanno preso qualcosa? Sì, dai, raccogli. Raccogli. Rac- Senza via d'uscita. Un altro trofeo. Oh, abbiamo preso un pezzo anche qui. Raccogli e raccogli. Ah, molto bene. No, non va bene, però. Allora, ritorniamo alla base. Abbiamo visto che abbiamo preso un pezzo di ricerca. Io direi di fare questa. No, aspettiamo, perché è vulcanico, non dobbiamo ancora arrivare in quelle zone lì. Allora, nasse, reti. Le reti non abbiamo fatto niente, nasse, le abbiamo appena fatte. 7 giorni. Mm. E cioè, c'è questa qui che è un po' un misto abissale adopelagico. Mm. Sarebbe da arrivare a questo. Ci sono 5 pezzi e chissà quando li prenderemo tutti. Allora io farei intanto questo. Dopo, quando sarà ora di comprarlo, lo compreremo dopo. Pesci vendolo. Vendi tutto. Dopo andiamo dalla maestra Dasha. Ripara tutto. Molto bene. Per curiosità, cosa costa? La bellezza di quasi 300 cucuzze. Va bene. Aspetta, maestra, voglio vedere. Questi qua si possono vendere? A quanto pare direi di no. Vabbè, L3. Cioè, il motore abbiamo sempre il solito. 36,8 kW. Questo qui invece con quello che abbiamo quanto è? Ah, è lo stesso identico, va bene. Però dovrei togliere la canna. Possibilmente i pesci più basilari, un ottimo investimento per chi vuole esplorare le acque, ma ho i miei dubbi. E qui abbiamo 1800 sono uguali. Va bene. Allora, farei una cosa di questo genere. Intanto riposiamo fino all'alba. Turbo. Qui cosa? Ah, qui abbiamo raccogli. Molto bene. Adesso direi di mettere giù queste. Qui sono molto più profonde le acque. Molti, infatti c'è scritto molti. Non abbiamo
Ah, probabilmente è rotta questa qui. Infatti è rotta. Questo qui scarsa, vabbè, non importa. Merluzzo onniveggente, non so cosa sia, però va bene. Turbo, ritorniamo alla base. Dai, peschiamo qua, vai, visto che ci siamo. Ah, un altro trofeo, guarda. Ha esaurita. Qua. Cabina, enciclopedia. Senza un cervello sufficiente a elaborare ciò che vede. Va bene, non mi esprimo. Pesci vendolo. Allora io direi di vendere tutto, molto bene. Poi andiamo dalla nostra maestra d'ascia, mettiamo a posto quella che ci manca e lasciamo. Andiamo a metterlo giù. Molto bene. Io direi, allora, intanto andiamo un secondo là. Anzi, prima facciamo questo. Media, va bene. Qua. Scarsa, dunque sarà l'ultimo, probabilmente questo. No, ce n'è ancora un altro, allora. Questo mettiamo qui. Ce ne sta un altro, certo. Trofeo, va bene. Abbiamo pescato una rarità praticamente. Allora, torniamo alla base. Turbo. Tempo residuo 2 giorni. Sì, ma non è che abbia pescato chissà cosa, C'è i granchietti di base. Forse dovrei spostarlo più verso le acque più profonde. Può essere? Scrivetemelo nei commenti, magari. $120, molto bene. In saccoccia. Vediamo un attimo. Nuovo scafo. Magazzino. Ci servono 4 pezzi di legno. Allora intanto mettiamo a posto. Beh, sto casino non piace. Ma no, che ho sbagliato. Questo lo mettiamo qua. Molto bene. Questo lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Dopo io direi di spostare questo alla stiva, dai. Ma non posso venderlo. No, non mi lascia. Magazzino. Dopo direi di mettere questo. Ma guarda, sto sbagliando. Questo qui. Questo, ma lo spostiamo un attimo in stiva, va bene, dai. Dopo
presto facciamo, rimetterlo al suo posto. Questo lo mettiamo qui, questo anche questo, e questo mettiamo alla stiva. Questi qua sono esplosivi che attualmente non ne facciamo una mazza. E questo al magazzino, magazzino, magazzino e magazzino. Questo lo mettiamo qui, molto bene. Allora questo è potrebbe fruttare qualche soldo, e questo si può vendere. E questo è invece un serpente mangia coda, un ciclo infinito di abissi. C'era qualcuno che cercava degli oggetti, dovevo guardare nelle carte. Va bene, aspetta. Magazzino. No, questo qui. Sì, ma è un casino, c'è. Ma scusa un attimo, ma bacini, non possiamo andare qui? No, non mi lascia, devo per forza prima fare il nuovo scafo. Mi servono ancora i 4 pezzi di legno e 2 di acciaio che fino adesso non li ho mai trovati, cioè. Allora, mogliamo gli ormeggi. Vediamo se sto qui compra qualcosa. Commerciante. Hai trovato qualcosa speciale di recente? No, disinstalla. Cioè, 8 dollari. Niente. E questo qui invece vale... No, vedi, questo qua devo darlo a qualcun altro. Ma a chi? Quello è il punto. Non ricordo chi. Appunti. Non è qua. E qui? No. E qui? Forse è questo qua. Ah, eccolo qua. Trova l'anello del bacino stellare. Forse è questo qui. Il collezionista... Sì, ma non mi ricordo dove si trova sto qua. E qui appunto. Anche la fibbia. Ah, ho trovato la fibbia di... Ma io la fibbia non ce l'ho. No, scusa un attimo. Vuoi vedere che ho venduto la fibbia? Allora io direi di riposare. Ma no, riposo. Vabbè dai, andiamo a raccogliere direttamente i granchi allora adesso. Molla gli ormeggi. Allora prima andiamo da queste qui. Raccogli. Molto bene.
Ovvio. Raccogli. Allora adesso andiamo a casuccia. Pesce vendolo. Vabbè, molto bene. Poi andiamo dalla maestra Lascia e ripara tutto. Dopo abbiamo ricerca, motori. Sì, ma questo qui è più grosso. Se ce l'hanno messo vuol dire che questo qua, cioè io 52 sto qua, vabbè, nasse, nassa complessa, nassa enorme. Io avrei bisogno di più potenza, però sinceramente. Andiamo a raccogliere il resto. Vabbè, riparazione necessaria, va bene, ci sta. Mettiamo giù 4 metri, 4,7, 4,8, 5 voci. Ah, devo andare a ripararle. Aspetta che tiriamo su queste allora. Un giorno, no, aspettiamo allora. Domani. Andiamo a riparare le robe e poi andiamo a metterle giù. Andiamo giù proprio negli abissi, diciamo, proprio fondi. Più o meno in sta zona qui, 6 metri e 6 addirittura. Sono 3, non sono molte ma sono 3. Allora vediamo dove possiamo andare. Troviamo l'isola di Rocca Nera. Ci serve l'oceanico qui addirittura. Che c'è? Niente. Qua non ci siamo mai stati, ma devo andare qui io. Che per di qua è giusto. No, è dall'altra parte. Per di qui? Più o meno. Mi sa che quella là. No, non è neanche. È quella lì allora. Giusto, sì.
Ulla, pescioloni. Ah, identico alla nave. Allora. Ah, mi sa che l'avevamo già fatto. No, perfetto. Ma allora adesso dove devo andare? Per di qui allora. Qua cosa abbiamo? Non so che pesce sia, ma tutto fa brodo. Ce ne stanno un altro, ce ne sta e basta. Va bene, perfetto, tanto era esaurito. Ma vai a quel paese. Qua si può... No, qui c'è il deposito di balneari. No, io devo andare. Quella è là, io devo andare. Guarda che bell'occhio là che mi guarda. Guardate occhi che mi guardano. Allora. Bene. Oh, abbiamo raggiunto i $1000 addirittura. No. Cantiere. Molto bene. Però io vorrei vedere questa qui che fa... Cos'è che fa questa? Vulcanico superficiale. Ah sì, aspetta, ma noi vulcanico non siamo ancora andati. Allora, aspetta, c'era anche... No, li abbiamo consumato, vero? Riposa. Non è che mi fida tanto andare in giro. Sì, sì, giusto, sempre dritto. Allora, il mio magazzino dovrei prendere questa qui. Oh, usa gli esplosivi. Molto bene. E piano piano. Una grande cassa di rover con una manovella arrugginita. Ah, il carillon. Mette un scampanellio lento e ritmico mentre dondola sulle onde.
Allora qui praticamente abbiamo in cerca di cimelie ora. La collana, l'orologio, l'anello. Ah, il carillon, eccolo lì. Sì, ma non mi ricordo da chi. Ah, il collezionista. Ma il collezionista dove che era che non ricordo? Ma vai, ma ora. Facciamoci un giretto qui in zona. Dai, vediamo se troviamo. A parte danni e rogne. Qua possiamo far. Sì, dai. Pesciolone proprio gigante, ah. Basta? Non possiamo fare altro. Perché questa qui. Vediamo se troviamo qualche pesciolino piccolo, abbondante, ma. Un altro me ne sta e basta. Basta. Ritorniamo della Nostra Signora. Va via. Allora, marcato del pesce intanto, sì, va bene, tutti i pesci hanno, va bene, perfetto. Allora, vendi tutto, molto bene. Questo qui lo mettiamo a magazzino e anche questo lo mettiamo a magazzino. Dopo ripariamo sì, ripariamo tutto, molto bene. Lì c'è sicuramente qualcosa di speciale se è illuminato così. Ah, 7:30 è già scuro. Vabbè, questo periodo alle 4:30 comincia a essere già scuro, però no, il mio magazzino voglio beh, $56 quasi, non è poco. Riposa. Allora io direi facciamo una follia, andiamo in quelle isolette là, però prima no, andiamo in quelle isolette là e basta. Là c'è qualcosa da pescare intanto. Ah, oceanico qua ci sei. Dacci un relitto intanto. Si può fare qualcosa? Una cassa a mezza marcia fa capolino. Guardaci dentro. E un pezzo di legno che ci fa sempre comodo. Vediamo se c'è qualcos'altro qui in giro. Qui non c'è. Ah, ma questo qui è un mostro, se non ricordo male.
va bene. Non possiamo farci niente. Qua non possiamo no, possiamo fare qualcosa qui. Esaurita, va bene. Allora facciamo, siamo amanti del pericolo e del rischio, quindi andiamo per di qui. Qui invece cosa abbiamo? Abbondante. Ah, ma sono piccoli. Ah no, c'è quello giallo, adesso me lo ciuccio io. Sarà anche scarsa, ma qua infatti io dovrei andare adesso, no, esattamente dalla parte opposta, giusto? Giusto. Perché ragazzi, bisogna girarlo molto molto bene questo posto qui. E via 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 via. Te non mi piace. Pussa via. Allora, mercato del pesce. Quando peschi sta nella profondità dell'acqua, non tutti i pesci hanno... Ah, vabbè. 90. Dopo questo magazzino. Questo andiamo al magazzino e questo va a magazzino. Molto bene. Io direi di riposare. Allora adesso cosa facciamo? Cosa facciamo? Direi di passare le rovine. Poi ci sarebbero anche queste isolette, per dirti. Che è giusto per di qui? No. Sarebbe per di qua, giusto? Sì. Cioè, quelle là dovrebbero essere. Sono tante isolette. Ma le aspetta, ma scusa un attimo. No, io devo girare per di qui. Quella là io devo andare. Sono le famose tre isolette che si... E quelle qua, 1, 2, 3. Sono tante isolette da girare. Vediamo se riusciamo a rancurare qualcosa. Tanto è presto. Qui c'è qualcosa, infatti. Troviamo qualcuno? Ah, la fotografa. Salve, chiedo scusa, potresti spostarti un attimo da lì? Scendi in inquadratura. Ti sposti di lato qualche secondo dopo. La fotografa sospira esasperata e borbotta tra sé e sé. No, così non va bene. C'è qualche problema? La lunghezza focale di questo obiettivo è sbagliato, così noterò mai il primo piano e gli altri temo che siano andati perduti in mare. La donna sospira di nuovo o guarda in lontananza verso ovest. Ero partito dal bacino stellare, ho cercato di far passare la barca in mezzo a un passaggio stretto tra due isole, ma sono finita contro dei coralli. Mi era parso di sentire qualcosa dietro di me nell'acqua, così non ho osato fermarmi. Se solo potessi recuperare gli obiettivi, per me, vediamo. Solo che tra le poche cose sono sopravvissute al viaggio, non ho ho una macchina fotografica in più. Ho una macchina fotografica in più che non mi serve, puoi averla tu se trovi i miei obiettivi.
Ti segno sulla mappa il punto e credo di averli persi. Va bene, andiamo lì ora. Beh, non è molto distante. Però prima... dovrebbe essere per di là, giusto? No, esattamente dalla parte opposta. Per di qui, esatto, sempre dritto. Per di qui, turbo, vai, turbo, 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 turbo. No, è più in giù. Qui cosa abbiamo? Un pesce che non abbiamo mai visto. Infatti il dentice rosso. Uno di tanti pescioloni che non abbiamo mai visto. Continuiamo a tirare su noi, non se ne frega. Esaurita, va bene. No, deve essere dentro per di qui da qualche parte. Può essere questo? Probabile. No, non è qui. Ma è qui vicino però. Questo qui? Può essere? No. Un doblone. Una cassa di aspetto curioso, interamente sepolta della sabbia. Pezzo di carta. Raccogli. Mettiamo qui. E dopo abbiamo questo. No, non è qui. Dov'è che ha perso sta roba la fotografa? È questo qui? Può essere? Cerco oggetti di valore. Attrezzatura fotografica. Deve essere questa. Però io adesso... E qua c'è da pescare, credo. No, sì, qui. Abissale. Però io adesso per andare dalla fotografa che è qua, giusto? O qua? Perché se io vado là, no, io devo andare per di qui. Aspetta che accendiamo la luce. Già non si vede un tubo. Sempre via dritti. Piano. Qui c'è qualcosa sicuramente da pescare, ma non so se ce la facciamo. Infatti, abissali. Campeggio.
Abbandonato. Strani simboli sono stati tracciati nella sabbia. Esplora il campeggio. Il tuo stofo estremamente grezzo, logorato e crollato in base su alcuni supporti di legno non presenta nulla di particolare. Cosa vuoi fare? I simboli compiono la piazza del campeggio, diramandosi da un lato ad altro, in cui sono raggruppati per formare quelle che sembrano parole. Delle impronte fresche circondano il simbolo. L'ultimo simbolo sembra tracciato in fretta e furia, incompleto. Ah, c'è tutto sto casino per l'anellino. Prendi l'oggetto. Delle impronte fresche circondano il simbolo dell'ultimo. Esamina le impronte. La persona che ha lasciato l'impronta era scalza, le orme sono ampie e stese, probabilmente lasciate da un uomo, ma non sei abbastanza esperto per averne certezza. E... Vabbè, torniamo indietro. Cosa vuoi fare? Vai via. No, io voglio andare dalla fotografa, però anzi, facciamo una roba di sto genere. Riposo, andiamo via con il sole e andiamo via alla ricerca con calma della nostra fotografa che si trova, non mi ricordo, penso sia qui. Non sto guardando se trovo qualcosa, ma non c'è niente. Fotografa. Hai trovato gli obiettivi? Oh, spero che l'acqua di mare non li abbia rovinati. La fotografa prende la veggetta e controlla scrupolosamente ogni obiettivo. Sembrano per lo più intatti. Niente che una lucidata non possa sistemare. Abilità sbloccata visuale. Come macchina fotografica l'obiettivo non ha niente speciale, mentre permette di scattare qualche bella foto. Se vuoi dei consigli su dove trovare una fauna da fotografare, chiedi pure. Parlami di pesci grandi. Tu sappia più di me. In giro ci sono alcune specie di squali, in particolare l'enorme squalo balena. Tende a preferire acque più calde della zona del bacino stellare. Questi pesci sono completamente innocui, di certo lo saprai già, ma fai attenzione, quando sono in paraggio rischi di ferirti con le eliche. Parlano di mammiferi, nonostante non ne siano rimasti molti, credo che alcuni cetacei come balene e affini si trovino ancora da queste parti, nelle acque più profonde. Se hai fortuna potresti vedere dei tursiopi o delle orche. Capita che nuotino accanto alle barche. Sì, ho visto prima. Per i cetacei più grandi ho sentito che in zoo ci sono stati avvistati di capidogli, megattere o perfino delle balenotere azzurre. Però, belle. Non mi sorprende sapere che sono dominate viste l'industria dei balenieri di Ingefell. Speriamo che col tempo la popolazione si riprenda. C'è altro? Uccelli allora adesso. Dei canti di uccelli nelle isole, ma temo che siano troppo piccoli per essere visti dalle barca. Troverai sicuramente alcune specie più grandi come i gabbiani, i corvi sopra i porti più attivi in cerca di cibo. Nelle rovine di Spina del Diavolo ci sono alcune coppie nidificate di falchi pescatori. Li sentirei chiamarsi tra di loro, ma sono piuttosto sfuggenti. C'è altro? Parlami di relitti. Abbiamo chiesto, ma non sono in tanti a pensare ai relitti quando si parla di oceano. Le tartarughe marine sono abbastanza comuni nelle acque e temperature delle acque temperate dell'arcipelago di Midolla e delle scogliere burrascose, anche se non è facile avvistarle in mare. Quando parliamo di relitti più grandi, nessuno è più grosso di coccodrilli marini. Le mangrovi di spiaggia storta sono l'ambiente perfetto per le loro. C'è altro? No. Allora. Perché io adesso dovrei andare, perché non mi ricordo dove si trova, e qua siamo già stati. Io direi di andare a Rocca Nera.
Ok, parti qui, giusto? Ci abbiamo il punto di riferimento. Aspetta, adesso abbiamo questo qua. Ah, semplicemente una macchina fotografica. Vabbè. Sperando di arrivarci. Adesso qui cosa c'è? Ma non posso pescare niente qua, mi sa. No, mi sa l'oceanico. Cazzo. Va bene, non importa. Tanti bei pescioloni. Ora mi serve l'attrezzatura che io non ho. Ovviamente anche qui. Abissale addirittura. Oceanico abissale. E su e giù, e su e giù, e su e giù. Là possiamo pescare qualcosa, mi sa. Aspetta, faccio il giretto per di qui però prima. Ma questi sono pesci e basta. Qui cosa abbiamo? Sì, ma dopo mi diventa marcio il pesce. Qua l'abbiamo già fatto, non mi ricordo. Non risponde il tocco, va bene, niente di fa. Mille in rovina, collezionista, che c'è? C'è qualche portale questo lascia stare, c'è altro. Ma il mio magazzino. Facciamo magazzino, 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 magazzino e magazzino. Prima o poi capiremo anche. Tanto è qui vicino. Intanto possiamo andare a vedere. Commerciante. Magazzino. Vendi. Dopo abbiamo questo. Poi abbiamo questo anche 49,50, molto bene. Questo 33 e questo qui 44, molto bene. Questo qui possiamo vendere? No, dobbiamo darlo via. E questo qui invece che cos'è? Non si sa. Lasciamola questo e andiamo. Cosa è successo? Mi sa che ho rotto il motore. L'ho sforzato un po' troppo. Vabbè, ci arriveremo con calma. Molta calma, direi. Dai. Allora, pesci vendolo. Il pesce non era poi così tanto fresco.
Maestro Dacia. Ripara tutto. Il motore era partito. Vulcanico, come sa, oceanico, non ce l'ho. Va bene signori, allora io mi fermo qui, come sempre vi ringrazio per la visualizzazione. Aspetta, intanto ci riposiamo. Vi ringrazio per la visualizzazione, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare, condividere nei vari social, in modo da far crescere me, serie canale. Ancora un grazie per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.